Mi chiamo Cristian Bussolaro e frequento l'ITS alla sede di Schio. Ho frequentato l'Erasmus in Slovacchia, nella ditta Mevis, dove è la stessa ditta dove sono in stage durante questi 2 anni. Questa esperienza per me è stata molto positiva. Volevo anche mettermi in gioco con me stesso in questa nuova esperienza, insomma. È stato molto interessante anche vedere appunto la ditta dove faccio stage, come si rapporta all'estero e quali attività fa fuori dall'Italia, insomma. Mi sono occupato in questi 2 mesi soprattutto di 2 attività principali. La prima era quella di codificare i nuovi macchinari che erano presenti, ma anche di installare una nuova macchina che avevamo trasferito e di insegnare agli operatori il funzionamento e la manutenzione. Dopo questi 2 anni di esperienza ITS, cioè dopo il diploma, insomma, spero di continuare a lavorare nel mondo della manutenzione e soprattutto nell'ingegneria della manutenzione, che appunto è quella di progettare la manutenzione e strutturarne la gestione, insomma. Per me l'Erasmus è stato soprattutto anche utile per la lingua. Infatti mi ha fatto imparare ad approcciarmi a dei colleghi che appunto non sono italiani, ma lo consiglio soprattutto a chi vuole appunto mettersi in gioco e chi vuole visitare un nuovo paese.